Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Campionato di prima categoria, 7 gironi in tutta la Sicilia, 7 gironi insomma molto intensi, quindi tantissimi giocatori, tantissimi dirigenti, tantissimi allenatori, soltanto 3 nomination. Iniziamo subito quello riguardante il miglior giocatore appunto di prima categoria ed invito qui sul palco i 3 appunto che andranno a battagliarsi per vincere il Penalty Awards di quest'anno. Filippo Alessandro dell'Armerina Calcio, Giuseppe Mazzara della città di San Vito Lo Capo e Santo Salerno della Castelluccese. Ciao Filippo. Eccoli qui. Giuseppe, salve. Non scappate, venite più al centro. Il campionato di prima categoria è sempre quello molto più intenso perché è un campionato lungo, bisogna essere sempre sul pezzo, non bisogna mai mollare, però spesso e volentieri molti giocatori chiaramente lavorano e quindi bisogna allenarsi la sera e lì scatta il grande sacrificio. Per aprire la busta e conoscere il nome del vincente invito qui sul palco il presidente dell'AIAC di Siracusa, Delfo Tocco. Eccolo qua che ci raggiunge. Ciao Delfo, ben trovato, grazie per essere con noi questa sera qui al centro. Tra poco ti consegniamo la busta, anzi consegniamola subito perché siamo curiosi, perché ci sono veramente tantissimi giocatori, il fatto di stare già in nomination è una super vittoria. Eccoci qui, sarà Delfo Tocco a darci il nome. Allora, miglior giocatore per quanto riguarda la prima categoria 2018-2019, Santo Salerno. Santo Salerno della Castelluccese. Consegniamola a Delfo in modo che così sarà lui stesso a consegnarla naturalmente a Santo Salerno. No, mi sposto io. Ecco qui, nel frattempo, allora ti raggiungo, vieni qui, ti raggiungo, ok, ti raggiungo. Allora, si vede che sei un centravanti e puoi stare sempre al centro. E tra l'altro, insomma, la scorsa stagione col Geraci sei riuscito a fare un campionato pazzesco, sei sceso di categoria, altra incredibile stagione, Castelluccese che va in promozione, quindi meglio di così non poteva andare. Esatto, è stata una stagione molto importante, diciamo. È stato un campionato molto duro e molto combattuto, dove le dirette inseguitrici ci hanno dato veramente filo da torcere. Siamo stati bravi a non disunirci nei momenti di difficoltà, appunto, e a portare a casa la vittoria finale. Complimenti, prossima stagione rimani con la Castelluccese? Diciamo che ancora è troppo presto. È ancora troppo presto, il calciomercato deve ancora esplodere. Allora, invece Armerina, grazie al cielo quest'anno veramente un campionato pazzesco, vinto alla grande, a dimostrazione che finalmente la provincia di Enna incomincia a muovere per cercare di recuperare posizioni. Grande stagione, complimenti Filippo. Grazie, buonasera a tutti. Finalmente dopo 15 anni l'Armerina è ritornata in promozione, abbiamo fatto un ottimo campionato, vinto sicuramente meritatamente, speriamo in un futuro migliore dell'Armerina e anche del calcio della provincia di Enna. Tra l'altro, insomma, lui non è neanche tanto giovanissimo, eppure è stato veramente un trascinatore con tantissimi gol, a dimostrazione quando poi insomma il fisico regge come nel caso tuo, chissà, la prossima stagione altre belle soddisfazioni. Grazie a Filippo Alessandro. Città di San Vito Lo Capo, che conosciamo tutti perché è una zona turistica meravigliosa, e quest'anno si è regalata una promozione bellissima, complimenti, bravo Giuseppe. Sì, grazie. Dopo la finale persa l'anno scorso nella finale playoff, quest'anno dopo tanti sacrifici siamo riusciti a vincere questa finale e meritare la promozione. E adesso che cosa vi aspetta? Un po' di riposo e poi riniziamo, diciamo, a lavorare duro. Bravo, bravo, complimenti a tutti ragazzi, complimenti. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi.
Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.